Un invito a realizzare il progetto che il Signore ha sulla vita di ciascuno. Lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia alla ESPA di Moconesi, una delle aziende che da anni accolgono il vescovo della diocesi di Chiavari per la celebrazione del precetto pasquale. ESPA, che produce trasformatori e componenti magnetici, ha al suo attivo una quarantina di dipendenti. I dipendenti, anche nonostante tutto che abbiamo avuto degli anni difficili, sono sempre gli stessi, siamo sempre una quarantina di persone. Non solo della valle, perché abbiamo anche delle presenze che vengono da fuori dalla valle, qualche persona arriva anche da Genova, e va bene, Sesti Levante, Chiavari, eccetera, però la maggior parte sono tutte persone dalla valle. Nella sua riflessione mutuata dalla liturgia del giorno, il pastore della diocesi ha poi sottolineato l'invocazione di unità formulata da Cristo poco prima della sua passione, e non solo in quanto armonia, ma in quanto espressione della più profonda unità del Padre con il Figlio. La divisione, ha spiegato Monsignor Tanasini, è espressione del peccato, l'unità viceversa non è massificazione ma amore. Questa azienda, quando funziona? Quando tutti si è uniti. Perché se ognuno fa per conto suo, se ognuno vuole prevalere sull'altro, se c'è un odio, un bisticcio, tutto va a catafascio. Dunque vale anche per l'esperienza umana questo impegno di unità, di solidarietà. È un momento abbastanza positivo rispetto agli ultimi 3 anni che non sono stati dei migliori, però quest'anno c'è stato una situazione abbastanza positiva e sta praticamente seguendo sul positivo. Molto tempi difficili, ma ci sono delle speranze e delle positività che nell'anno scorso e negli anni passati non si intravedevano. Che momento è questo con il vescovo della diocesi in visita alla fabbrica? Beh, diciamo che ormai sono parecchi anni, non mi ricordo quanti, ma saranno almeno come minimo una quindicina d'anni o qualcosa del genere, che tutti gli anni facciamo questo piacevole incontro e spero di poterlo fare ancora nei prossimi tanti anni.